Bentrovati, oggi voglio spendere due parole per quanto riguarda il giorno della memoria, ovvero il 27 di gennaio di tutti gli anni le Nazioni Unite hanno istituito questa giornata per commemorare appunto lo sterminio dell'Olocausto. Questo sterminio era iniziato nel 1941, potremmo dire che si trattava di uno genocidio pianificato e quale voleva eliminare fisicamente il popolo ebreo. Questo genocidio pianificato lo conosciamo anche come la Shoah. 6 milioni di persone vennero uccise irrazionalmente, 6.800 italiani venivano deportati nei campi di concentramento. Di questi 6.800 italiani, 837 solamente erano sopravvissuti a questa bruttissima esperienza. Questa incivile azione aveva colpito anche 250 sardi, i quali erano stati deportati in diversi campi di concentramento e 91 dei quali non fecero ritorno a casa. Solitamente come simbolo prendiamo Auschwitz come rappresentazione del male assoluto. Penso che queste siano azioni che noi nelle scuole, soprattutto ai giovani, dovremmo presentare in modo tale da portare una riflessione molto forte, molto determinata, per quanto riguarda l'intolleranza, per quanto riguarda l'azione irrazionale, anche se dire irrazionale non sta neanche bene perché neanche gli animali mettono in atto delle azioni simili, e quindi i giovani possono riflettere e soprattutto far sì che non avvengano più certi comportamenti, soprattutto certe azioni di natura politica, intollerante, razzista, ma soprattutto inumano. Vorrei leggervi due o tre righe, un testo di Primo Levi, L'arrivo al campo, quale è tratto da Se questo è un uomo. Primo Levi, come sappiamo, è un letterato, è un chimico, che ha avuto questa bruttissima esperienza e chi meglio di lui ha potuto testimoniare tutto ciò. L'arrivo al campo. Alla campana si è sentito il campo buio ridestarsi. Improvvisamente l'acqua è scaturita bollente dalle docce. 5 minuti di beatitudine, ma subito dopo irrompono 4, forse sono i barbieri, che, bagnati e fumanti, ci cacciano con urla e spintoni nella camera attigua, che è gelida. Qui altra gente urlante ci butta addosso non so che stracci e ci schiacciano in mano un paio di scarpacce a suola di legno. Non abbiamo tempo di comprendere e già ci troviamo all'aperto, sulla neve azzurra e gelida dell'alba. E, scalzi e nudi, con tutto il corredo in mano, dobbiamo correre fino ad un'altra baracca, a un centinaio di metri. Qui ci è concesso di vestirci. Quando abbiamo finito, ciascuno è rimasto nel suo angolo e non abbiamo osato levare gli occhi l'uno sull'altro. Non c'è ove specchiarsi, ma il nostro aspetto ci sta dinanzi, riflesso in 100 visi lividi, in 100 pupazzi miserabili e sordini. Eccoci trasformati nei fantasmi intravisti ieri sera. Allora, per la prima volta, ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. In un attimo, con intuizione quasi profetica, la realtà ci si è rivelata. Siamo arrivati al fondo.
Più giù di così non si può andare. Condizione umana più misera non c'è e non è pensabile. Nulla più è nostro. Ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli. Se parleremmo non ci ascolteranno e se ci ascoltassero non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome e se vorremmo conservarlo dovremo trovare in noi la forza di farlo, di fare sì che dietro il nome qualcosa ancora di noi quali eravamo, rimanga. Non sappiamo che in questo difficilmente saremo compresi. Ed è bene che così sia. Ma consideri ognuno quanto valore, quanto significato è racchiuso anche nelle più piccole nostre abitudini quotidiane, nei 100 oggetti nostri che il più umile mendicante possiede. Un fazzoletto, una vecchia lettera, la fotografia di una persona cara. Queste cose sono parte di noi, quasi come membra del nostro corpo. Né è pensabile divenirne privati. Nel nostro mondo, che subito ne ritroveremo altri a sostituire i ricchi, altri oggetti che sono i nostri in quanto custodi e suscitatori di memorie nostre. Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede. Sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discriminante, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto, di perdere se stesso. Tale quindi che si potrà a cuor leggero decidere della sua vita o morte al di fuori di ogni senso di affinità umana, nel caso più fortunato, in base ad un puro giudizio di utilità. Si comprenderà allora il duplice significato del termine campo di annientamento e sarà chiaro che cosa intendiamo esprimere con questa frase: giacere sul fondo. Memorizziamo e non dimentichiamo mai. Grazie.